Amici sportivi, benvenuti nel tempio del rugby italiano, allo stadio Mario Battaglini per il quinto turno del campionato d'eccellenza tra Femice Z, Rugby Rovigo Delta e Polisportiva Lazio. Entrambe le squadre arrivano a due esaltanti vittorie, i bersaglieri contro il Calvisano, la Lazio nel derby con le Fiamme Oro. Si prevede un match dal tabellino caldo, l'anno scorso Rovigo vinse 45-22 al Battaglini e si impose al Giulio Onesti per 62-26. Di fatto sarà uno scontro fra il secondo miglior attacco e la terza peggior difesa del campionato. Il silenzio dello stadio Mario Battaglini, prende la ricorsa il neozelandese, sembra buona dalla nostra postazione e infatti è così. L'abbiamo annunciato come un ottimo cecchino, arriva anche i complimenti di Duran Gerber. Reo secondo i tifosi di aver accorciato troppo il punto di uscita dell'ovale. Ancora Jeff Decky di prepotenza, se ne va Majstorovic, manca sostegno purtroppo, messo giù per altra fase con Matteo Ferro. Ancora andiamo a guadagnare, andiamo a pulire, andiamo a giocare questo ovale con Alessandro Borsi, gli scoppia l'ovale ma indietro il compagno di prima linea Andrea Pozzi, Marco Frati per Caffo, dagliene Caffo, non guadagniamo molto ma manteniamo l'ovale. Dado Farolini, Stefan Basson che si è inserito, Billy Ngawini, vediamo Billy al largo per Francesco Menon, riesce a rompere il primo placcaggio, anche quasi il secondo, manca pochissimo, altra fase con Borsi, Alessandro Borsi, i valori che di certo ha, parte Stefan Basson al piede, a bersaglio Stefi, Liocmoni al lancio, la giochiamo lì con Caffo subito a costruire un drive. Tanto Caffini fa vedere situazioni strane. C'è la meta, c'è la meta, la concentrazione di Stefan e lui la mette. Bravo Stefan, 14-3 in ogni momento. Parte Troy Nathan al piede e centri i pali. I tempi dell'arbitro passa cantando, vediamo ancora se ci saranno ancora qui problemi a sinistra della Lazio. C'è ed è ancora nostra. Stefan Basson da linea di metacampo per centrali pali, sembra molto buona, sembra molto buona, c'è, yes Stefi. Non favorevoli ai nostri calciatori che sono entrambi destri, per cui angolo abbastanza difficile, però giochiamo ultimo blocco. Majstorovic di prepotenza, di cafonaggine come si usa dire, Ghice, problemi qui, però è un fallo chiaro, non si è tolto per la Lazio da sormontare. Parte Stefan Basson, bello preciso in mezzo ai pali, Rovigo 20, ancora Padrò, attenzione qui al pack laziale, è un'ottima organizzazione quella romana che riesce ad avere un ottimo brivio ed ha davvero Vagnoni e Bolzoni. Intanto parte Nathan e ancora una volta non riesce per fuorigioco. Altra fase, Davide Farolini, Stefan punta l'incrocio con Billy Ngawini, attenzione Billy, Billy, un grande footwork, ci mette il piede qui Gonzalo Padrò, però noi giochiamo ancora. Davide Farolini, Ghice, occhio al largo, potremo aprire velocemente, siamo in di più, il calcetto, attenzione, mamma mia quanto abbiamo rischiato, il calcetto di Francesco Menon, ma poi si ritorna sul punto in cui è stato decretato di osservare la distanza regolamentare per la munizione a Ghice. Attenzione qui, Vatubua, fermato bene il centro ufficiano, c'è un in avanti, c'è un turnover, Lucio Rodriguez, vediamo cosa fa, prova a giocare al largo per Billy, adesso vediamo Billy cosa ci combina, è rimontato molto bene dallo Sasso, c'è il sostegno di Lucio, prova Lucio ad alimentare Denis Majstorovic, Denis se ne va, Denis alimenta per Stefan Basson, la meta di Stefan Basson, un coast to coast di trovare la propria meta personale. E adesso 3 minuti per la quarta meta. Non c'è più tempo per cui 10 metri! 10 metri! Ghiceron calpesta, Ghice! Non ha sostegno purtroppo Ghice, manteniamo la lucidità qui con Enrico Ceccato. Investiamo anche l'arbitro, non è un problema, pallone ancora a disposizione di Rovigo. Ancora con Lucio Rodriguez, imbragato dai laziali, però il possesso ancora rosso-blu.
Giorgio Bronzini. E ce la mette Jeff Montariol, ce la mette Jeff Montariol, mamma mia, che lupo che è Jeff Montariol. La concentrazione di Steph, il calcio non entra, ma non è un problema. Rovigo vince 35-11, 5 punti in classifica e si posiziona prima della pausa al secondo posto per la sconfitta di Viadana.